Nonostante il periodo di fiacca per l'economia del nostro territorio, ci sono realtà in salute che continuano ad investire. È il caso di Opo Veneto, l'organizzazione di produttori ortofrutticoli con sede a Zero Branco, ma con soci in tutta la regione e da qualche anno anche nella piana del Fucino in Abruzzo. Entro fine maggio, Opo Veneto realizzerà una nuova struttura logistica all'interno del mercato ortofrutticolo di Lusia. L'opera servirà a stoccare in ambiente refrigerato il prodotto che gli agricoltori consegnano ogni giorno al mercato in attesa di essere poi commercializzato. Tutti i dettagli dell'iniziativa sono stati presentati nella Camera di Commercio di Rovigo. L'investimento è importante per Opo Veneto perché va a coprire un bisogno di servizio per prodotti orticoli ad alta deperibilità che sono strategici per il nostro mercato. Infatti l'insalata ma anche gli altri ortaggi a foglia hanno una rapida decaduta della qualità. Con questo investimento riusciamo a proteggere e a collegare il mondo della produzione con il mercato moderno. La struttura sarà di 1000 metri quadrati ed avrà un costo di 1 milione di euro. Di questi, il 30% sono stati finanziati dal PSR regionale. I lavori sono già partiti e procedono speditamente. Per gli orticoltori è un segnale positivo molto importante, tanto più in un momento di difficoltà per i principali ortaggi di Lusia, alle prese con un mercato stanco e prezzi che non offrono molte soddisfazioni. Siamo fortunati noi dell'amministrazione di questo periodo nel 2014 avere un'azienda che decide di investire nel nostro territorio una cifra così cospicua è veramente un orgoglio e anche un onore. Lusia comunque è una realtà sulla quale merita investire, ha detto Cesare Bellò, consigliere delegato di Opo Veneto, che vede questo progetto come una scommessa. È una nuova sfida però basata su produzioni di straordinaria qualità come sono quelle a denominazione d'origine Lusia. Mantenere la freschezza lungo l'intera filiera è appunto questa nuova sfida perché questo è un elemento vincente da proporre poi al consumatore. Con la nuova struttura Opo Veneto conta di raddoppiare in poco tempo il fatturato nel territorio di Lusia, che è un polo orticolo tra i più importanti del Veneto. Su 2000 ettari si raccolgono più di 500.000 quintali di ortaggi. Opo Veneto ha avuto l'opportunità di scegliere i mercati, di fare un investimento di 1 milione di euro che non è da poco in questi tempi, ma soprattutto dare una risposta di sviluppo, una risposta di filiera a quello che è un territorio che se lo merita, sia proprio per la qualità dei prodotti ma anche per la qualità dei propri imprenditori, produttori. Nel territorio di Lusia si conta molto sulla nuova struttura di Opo Veneto come opportunità economica e come stimolo per gli orticoltori ad investire e a produrre qualità.